Buonasera e benvenuti a TG Sicilia, vediamo insieme i principali titoli. Sicilia in gabbia, il ciclone Harry infuria sull'isola, venti ferocissimi e mareggiate devastanti. La provincia di Messina, quella più colpita. La protezione civile rinnova l'allerta rossa per tutta la fascia ionica tra Messina e Catania e per stanotte si aspetta il peggio. Scuole chiuse per il terzo giorno a Catania, Acireale, Messina, Siracusa, Enna, Agrigento. Nessun divieto invece per le attività commerciali a Catania. Il mare nella città etnea invade il lungomare e le strade con onde che superano i livelli di guardia e sfondano le vetrate di un ristorante a San Giovanni Licuti. Alberi caduti, detriti, fango un po' dovunque. Un peschereccio affonda nel borgo di Ognina, interventi fai da te per proteggere le barche. A Siracusa l'allerta passa da rossa ad arancione, ma l'emergenza è ancora alta, con l'ANAPO che rompe gli argini a Sortino e la popolazione sfollata a Marzamemi. Dalle Pelagie ad Agrigento, da Caltanissetta a Ragusa è un bollettino di emergenze, mentre la protezione civile parla di migliaia di evacuazioni e rinvia la conta dei danni. Intanto il sindaco Cateno De Luca, il sindaco di Taormina, in barba a tutti i divieti, fa una diretta su Facebook proprio dal lungomare di Santa Teresa di Riva, uno dei più colpiti, e viene travolto da un'onda improvvisa. Il video scatena polemiche e l'intervento del Codacons. Catania è tra le 10 città finaliste per il titolo di capitale italiana della cultura 2028. Va avanti il dossier. Catania continua, oltre 100 le associazioni coinvolte. Per il calcio, Catania da domani testa al Cosenza, società rossa-azzurra attiva sul mercato, si cercano un difensore e un centrocampista. Ecco, quelle che avete appena visto nella nostra controcopertina sono immagini di una nuova giornata di autentico terrore meteorologico su tutta la Sicilia. Il ciclone Harry continua a colpire con violenza la nostra isola, anzi aumenta la sua forza con venti oltre i 120 km/h, piogge torrenziali, onde da uragano e un mare in tempesta che invade coste e centri urbani. Il picco del ciclone è atteso per questa notte. Partiamo dunque subito con il primo dei nostri servizi e lo facciamo da Messina, che è la provincia più colpita. Oggi c'è stato un nuovo vertice, sentiamo il punto da Francesco Triolo. Un'evoluzione attesa, quella del maltempo a Messina e nella zona sud, un peggioramento che è stato costante e previsto anche per la nottata. Il ciclone Harry è arrivato nel tardo pomeriggio nel territorio cittadino, chiusa la statale 114 all'altezza di Giampilieri, dove il mare molto forte ha danneggiato 2 stabilimenti balneari e un ristorante. Fortunatamente nessun danno a persone, a cose lo verificheremo rispetto anche a quello che è l'andamento della nottata, perché questa notte fino alle prime ore della mattina è previsto un andamento, diciamo così, delle mareggiate costante rispetto a quello del pomeriggio. Quindi onde alte attese anche per la nottata, con un picco previsto di 13 metri alle 2 di notte. Questa è la previsione dell'esperto. Alcune proiezioni modellistiche vedono un picco massimo, attenzione, parliamo di picco massimo, massima altezza possibile con queste determinate condizioni medio-marine proprio per le 2 di notte. Va detto che comunque è una proiezione modellistica, si tratta sempre di una simulazione, non è detto che arriveranno onde di 13 metri, ma qualche onda che magari si avvicinerà o supererà i 10 metri. Del resto a Catania abbiamo già registrato dalla boa di Ispra delle onde massime più di 9 metri. Quindi picco massimo di 13,2 metri per le 2 della notte, quindi attenzione, allerta massima. Confermata ancora la chiusura delle scuole nel capoluogo ma anche in diversi comuni della provincia, dove i danni maggiori sono stati registrati a Santa Teresa di Riva, dove è crollato il lungomare e un'auto è terminata dentro la voragine, e a Mazzeo, dove è stato danneggiato il muro su Piazza d'Acquisto. Mare in strada in tutti i paesi della Ionica e la speranza è che la notte passi in fretta.
Anche Catania travolta dal ciclone, il mare invade il lungomare e le zone costiere con allerta meteo rossa confermata anche per domani. Scattano le chiusure di scuole e università, ma non delle attività commerciali come è avvenuto nella giornata di oggi. Stop al traffico in diverse aree della città e pesanti disagi a viabilità e trasporti ferroviari. Sentiamo e vediamo Roberta Lunghi. Le previsioni lo avevano annunciato: su Catania gli effetti del ciclone Harry si sarebbero rafforzati proprio dal pomeriggio di oggi, e così è. Dunque protagonisti di questa giornata diventano la pioggia e naturalmente il fortissimo vento con le onde alte quasi 10 metri. Il lungomare è inaccessibile con l'acqua che arriva alla strada, le auto in alcuni casi si insinua nelle vie, dentro le abitazioni. L'altezza delle onde raggiunge il picco. Catania fa i conti con un'allerta meteo che anche per la giornata di domani sarà rossa e che per ordinanza sindacale chiude scuole, università, parchi, giardini, il cimitero. Vige il divieto di conferire i rifiuti e di superare in auto i 30 km orari. Ancora interdetti al traffico le zone costiere della città, con i luoghi che più di altri raccontano di una situazione quasi surreale. Solo pochi secondi per mostrarvi il luogo più battuto, più sferzato in questo momento dalle acque, è il borgo di San Giovanni Licuti. Proprio in questa zona le acque e le onde altissime hanno letteralmente invaso alcuni locali. Eccolo il locale invaso dalle onde nelle immagini delle telecamere interne. Si conteranno i danni anche a Catania, ma adesso è il tempo dell'attenzione massima, degli interventi costanti e attenti dei vigili del fuoco, del controllo delle forze dell'ordine, dell'azione di ruspe e spalafango, della rimozione di alberi caduti e ancora della forza dei pescatori, come a Pozzillo, quando cercano di mettere in salvo le loro barche, bene primario per garantire il lavoro. Anche in centro a Catania gli effetti di Harry. Qui ci troviamo in Corso Sicilia, dove c'è tutta un'area di cantiere, e proprio qui sono quasi tutte divelte le barriere. Le forti mareggiate hanno poi compromesso la funzionalità dell'impianto ferroviario e degli apparati di comando. È stata disposta una riduzione dell'offerta commerciale con la cancellazione dei treni in partenza o in arrivo a Catania. Ancora a Catania un peschereccio affonda al porto. Sono ore di preoccupazione per gli armatori. Al porticciolo di Ognina invece interventi fai da te per proteggere le barche. La denuncia degli armatori: siamo stanchi di fare la conta dei danni. Lorena Dolci. È colato a picco lentamente sotto i colpi di onde sempre più alte. Eccolo il peschereccio affondato al porto di Catania. L'avevano portato da Siracusa per proteggerlo, ma non ha retto già alle prime mareggiate. Non si sentono al sicuro neanche gli altri armatori. Qual è la sua barca? La barca è quella là, Motopesca Valeria, se la vede, però a causa del maltempo siamo qua. Perché non sappiamo se si rompe una cima, una cosa, possiamo causare danni sia a noi e sia alle tre barche che sono vicino. Quante famiglie vivono con questo peschereccio? Abbiamo due, un peschereccio abbiamo 7 famiglie e un altro 9 famiglie. Da anni la Federazione Armatori Siciliani segnala l'insicurezza del porto, l'inadeguata manutenzione di fondali e banchine. Rischi per barche e uomini che si ripropongono anche al porticciolo di Ognina. Proprio in questo momento si è rotta la fune di questa barchetta, una barchetta dilettanti che adesso è qui alla deriva nel porticciolo di Ognina. Sono ore di ansia queste. Sono ore di ansia, una nottata che è ansia. Che siamo stati tutta la nottata qua a guardare le barche direttamente. C'è poi chi corre ai ripari con interventi fai da te. Ieri abbiamo assistito a alcune persone che hanno le concessioni demaniali che hanno buttato dei grossi massi di cemento armato, come dire, per proteggere le barche dei privati, mentre noi pescatori e armatori siamo a forte rischio che se buttiamo una pietra veniamo denunciati. Ogni anno siamo stufi di fare la conta dei danni. E come si garantisce la sicurezza? La sicurezza si garantisce mettendo dei flangi frutti, cercando di mettere opere che possono garantire la sicurezza. Con le barche per ora tirate a secco, i lupi di mare continuano a scrutare un cielo minaccioso. In questo momento c'è il Levante, ma più tardi, fino alle 4 del mattino, ci sarà dal Scirocco e il Levante messi insieme e dunque sarà una tempesta. Da rossa ad arancione l'allerta meteo a Siracusa viene declassata, ma l'emergenza non è ancora finita. Forti raffiche di vento e pioggia stanno mettendo alla prova l'intera provincia. La Protezione Civile rinnova l'appello a non uscire di casa. Domani ancora scuole chiuse. Francesco Loi.
Il fiume Anapo non ha retto e nel pomeriggio è esondato. Qui siamo a Sortino, ma era facilmente prevedibile. Eccola la foce verso l'ora di pranzo. La raccomandazione resta sempre la stessa: non avvicinarsi ai punti più pericolosi, quindi vicino a mare o fiumi. La collaborazione che chiediamo ai cittadini è proprio quella di cercare di stare lontano, di non muoversi se non per motivi particolari o di estrema urgenza. I danni sono legati soprattutto alle forti raffiche di vento. Queste foto si riferiscono ad alcune arterie della zona montana, rimaste bloccate dai detriti. Bisogna fare molta attenzione perché Harry non è ancora andato via. Nel siracusano l'allerta è scesa da rossa ad arancione, ma una volta passato il maltempo sarà la volta della conta dei danni. Il mare resta molto mosso, con onde alte anche diversi metri. Per questo il lungomare di Ortigia rimane chiuso. Ma è così un po' ovunque. Qui siamo a Marzamemi. Il borgo, cuore della movida estiva, è stato evacuato. Resta soltanto il mare, che inghiotte ogni cosa. E dunque ancora 24 ore di maltempo sulla Sicilia con il picco del ciclone Harry previsto per questa notte. La Protezione Civile invita alla prudenza, soprattutto lungo tutti i litorali, danni diffusi in tutta l'isola, come ci racconta Lorena Dolci. L'allerta rossa permane anche per le prossime 24 ore. Questa è la mappa aggiornata della Protezione Civile per mercoledì, ma come vedete nel confronto con il giorno precedente, il bollettino rosso si riduce alla fascia ionica tra le province di Messina e Catania, le più flagellate dalle mareggiate. Ma l'ondata di maltempo non ha risparmiato nessuna provincia. Ecco come si presenta San Leone, frazione balneare di Agrigento. L'eliporto completamente allagato, danni a chioschi e stabilimenti balneari. Onde alte fino a 7 metri si sono abbattute sulle Pelagie, a Linosa distrutte decine di imbarcazioni. A Caltanissette il maltempo ha provocato il cedimento di una parte della carreggiata di via Santo Spirito, con conseguente fuga di gas. Grossi alberi sono caduti a Corleone. Il maltempo ha causato un guasto elettrico all'ospedale Guzzardi di Vittoria, ma le emergenze sono garantite. Il punto della situazione nell'intervento del direttore della Protezione Civile regionale, ospite a Focus. Sono state fatte centinaia di evacuazioni di persone e quindi il sistema è preparato. La conta dei danni sarà fatto domani, intanto interessa mettere in sicurezza le persone. Ecco quali sono le zone più fragili. In questo momento sono tutti i litorali, da Messina a scendere fino a Portopalo, a Pachino e poi a girare sul canale di Sicilia. Ma anche le zone dell'entroterra tra Ettana, Peloritani e Nebrodi sono interessate già da precipitazioni. Una perturbazione estesa che avrà ancora una coda dopo il picco di stanotte. E mentre la Protezione Civile, lo avete visto, ha invitato in tutti i modi le persone a tenersi lontani dai litorali, due volti noti vengono travolti, lo vediamo in questo video, lo sentiamo anche, da un'onda altissima mentre documentavano i danni delle mareggiate a Santa Teresa di Riva, nel messinese. Protagonisti appunto i sindaci di Taormina, Cateno De Luca, e di Santa Teresa di Riva, Danilo Lo Giudice, che hanno passato una brutta avventura in diretta Facebook. Il video dell'impatto dell'onda è stato poi postato da Cateno De Luca, tanti commenti di biasimo. Lo Giudice ha commentato che si trovava al centro della piazza, dunque secondo lui a distanza di pericolo, ma sulla vicenda è intervenuto anche il Codacons, ammonendo indirettamente i due, affermando che esporsi volontariamente a situazioni di pericolo, per di più in diretta, non rappresenta un buon esempio, ma spettacolarizza il rischio e trasmette un messaggio sbagliato alla popolazione. E andiamo sull'Etna, inevitabile la bufera di neve. In queste ore è caduto più di 1 metro di neve. Soccorsa la scorsa notte una famiglia di turisti svizzeri bloccati in auto. A bordo anche una bambina di 4 anni. Avevano un principio di assideramento, come ci racconta Luca Ciliberti.
A nulla sono valsi gli avvisi e le allerte diramati in questi giorni da Protezione Civile, comuni e da tutti gli organi competenti alla sicurezza. Ieri sera infatti i militari della stazione di soccorso alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi sono intervenuti per prestare soccorso e trarre in salvo una famiglia di turisti svizzeri sorpresa da una violenta bufera di neve sull'Etna, mentre vicino ai crateri silvestri si stavano recando in un albergo del rifugio Sapienza. L'allarme è stato dato dal titolare della struttura ricettiva intorno alle 19:30, subito dopo essere stato contattato dai propri clienti per segnalare che la loro auto era rimasta bloccata sulla strada a causa della neve. Accorsi sul posto con il loro fuoristrada, i militari delle Fiamme Gialle hanno dovuto raggiungere a piedi i turisti svizzeri perché la strada era ricoperta da 1,5 metri di neve e non consentiva ai mezzi di proseguire. I finanzieri hanno trovato la famiglia, 3 persone e una bambina di 4 anni, visibilmente impauriti e con iniziali segni di ipotermia. Ma nessuna urgenza sanitaria, tutti sono stati dapprima protetti con cappotti e coperte adeguate e successivamente condotti a piedi ai mezzi fuori strada e ancora in albergo. Le operazioni di soccorso sono state condotte in costante contatto con la Prefettura di Catania e con i componenti del Centro Coordinamento Soccorsi attivato per il coordinamento delle attività di prevenzione e soccorso connesse alle condizioni di rischio meteo-idrogeologico che stanno interessando tutta la provincia di Catania. Andiamo a Palermo con delle rapine violente per cui sono stati arrestati 2 giovani. In uno dei colpi erano entrati in casa di una persona, di un uomo, lo avevano minacciato con la pistola rubandogli 40.000 euro. Desiree Ferlito. Almeno 2 i colpi messi a segno, accomunati da una spropositata violenza. 2 gli arresti eseguiti dalla polizia e dai carabinieri di Palermo con l'accusa di rapina aggravata, furto d'auto e lesioni personali. Il video che documenta una delle rapine messe a segno ha permesso di identificare il responsabile, un 19enne e un 20enne che a bordo di un motorino seguono per diversi chilometri una Nissan Micra grigia. A bordo una donna che dopo aver parcheggiato è ferma davanti al portone della sua abitazione intenta ad aprirlo. L'uomo si avvicina e con inaudita violenza strattoma la donna strappandole la borsa. In un secondo episodio simile per le modalità, la vittima, titolare di una comunità alloggio, è stata bloccata mentre rientrava a casa a Capaci dal giovane di 19 anni e da 2 complici ancora ricercati. Sotto la minaccia di una pistola l'uomo è stato picchiato dentro l'ascensore e poi costretto ad aprire la porta di casa, rubando 40.000 euro. I carabinieri hanno attribuito sempre al 19enne anche un furto di vettura avvenuto a Carini. A incastrare i rapinatori una quasi sfrontata e sospetta imprudenza, mostrata sotto l'occhio delle telecamere davanti al commissariato di polizia durante il pedinamento della vettura con la vittima designata. Attraverso la targa del motoveicolo gli agenti della polizia sono così giunti a un pregiudicato di Carini di 19 anni, poi immortalato anche nei pressi dell'abitazione dell'anziana donna vittima della rapina. A Patti nel Messinese la Guardia di Finanza ha scoperto un sofisticato sistema grazie al quale una ditta individuale e una società di capitali intestati ad una cittadina cinese riuscivano a nascondere ingenti ricavi non dichiarandoli al fisco. Simona Mazzone. Che gli orientali siano maestri nel copiare dall'originale non è una leggenda metropolitana. Questa volta la riproduzione non è andata a buon fine a una cittadina cinese che per frodare il fisco nella sua attività di commercio al dettaglio emetteva scontrini falsi, ma stampati con grossolani errori ortografici e privi delle informazioni previste dalla normativa fiscale. I finanzieri di Patti nel Messinese hanno scoperto così un articolato sistema grazie al quale una ditta individuale e una società di capitali riuscivano a occultare ingenti ricavi non dichiarandoli al fisco. Con quegli scontrini falsi realizzati in modo così grottesco, le società in questione riuscivano a tenere traccia degli incassi giornalieri, omettendo però di comunicare ai sistemi dell'Agenzia delle Entrate una considerevole parte dei ricavi complessivi. Infatti è stato accertato che per quasi tutte le transazioni che avvenivano in contanti in negozio non è stata fatta alcuna comunicazione al fisco. Oltre 8 milioni di euro di ricavi non dichiarati e circa 50.000 scontrini fiscali non trasmessi in via telematica, da cui è conseguito il mancato pagamento di imposte per circa 4.600.000 euro. Denunciata l'amministratrice delle società ed eseguito un sequestro preventivo di beni mobili, immobili e liquidità del valore pari alla cifra evasa. Ancora una truffa del finto carabiniere a Caltanissetta, ancora una volta la vittima è una donna anziana, vediamo.
Ancora un'anziana raggirata con la truffa del finto carabiniere, ma l'intervento tempestivo della Polizia di Stato ha permesso di bloccare i responsabili e recuperare il denaro. È accaduto a Caltanissetta, dove gli agenti della squadra mobile hanno denunciato un uomo di 56 anni e un minorenne arrivati dalla provincia di Catania. La vittima, una donna nissena di 76 anni, è stata contattata telefonicamente da un sedicente maresciallo dei carabinieri che le ha riferito del presunto arresto del figlio dopo un incidente stradale. Spaventata e in forte stato di agitazione, l'anziana è stata convinta a raccogliere soldi e preziosi, poi consegnati ad un incaricato presentatosi a casa. Poco dopo, mentre il figlio era rientrato nell'abitazione, una seconda telefonata ha rilanciato la richiesta di altro denaro per scagionare l'arrestato. A quel punto la donna ha contattato la polizia. Gli agenti si sono appostati dentro e fuori casa e hanno bloccato i due truffatori arrivati per ritirare altri preziosi. L'area furtiva è stata interamente restituita alla vittima. I due sono stati denunciati per truffa aggravata. Ancora una volta la Polizia di Stato rinnova l'appello alla massima attenzione, soprattutto nei confronti di anziani e persone fragili, spesso presi di mira da truffatori che si fingano appartenenti alle forze dell'ordine. Dopo aver presentato il dossier Catania Continua, Catania è tra le 10 città finaliste in corsa per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028. Desiree Ferlito. Storia, cultura, innovazione, bellezza. Catania ha tutte le carte in regola per aggiudicarsi il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028. La città etnea è tra le 10 finaliste per l'ambito titolo. La sua corsa continua, spedita e non si ferma. Un passo in avanti ha dichiarato il sindaco Enrico Trantino, merito di tutti quelli che si sono spesi per questo progetto. Il dossier Catania Continua presentato dal Comune è un vero e proprio manifesto di rinascita che racconta la storia millenaria della città, il suo spirito di resilienza, il risultato di un percorso partecipativo che ha coinvolto oltre 100 organizzazioni e istituzioni culturali. 3 le linee narrative, il legame tra Etna, mare, arte e scienza, l'apertura internazionale e il dialogo mediterraneo, l'inclusione e la rigenerazione dei quartieri. Un piano articolato di investimenti e contenuti di assoluto valore. Il logo ufficiale della candidatura rappresenta l'Etna, simbolo di continua trasformazione e rinascita, identità della città e dei suoi abitanti, che dal rosso delle eruzioni si fonde con l'azzurro del mare. Il motto Catania Continua racconta la storia di una città che fa del rinascere la sua identità e della cultura la sua energia. La selezione finale sarà annunciata il 27 marzo 2026. Se Catania verrà scelta, l'obiettivo sarà quello di creare un'eredità culturale duratura che resti ben oltre l'anno del titolo, per una città che non smette mai di raccontarsi. Oltre i problemi, oltre le barriere, Catania rinasce sempre più bella che mai. Ci fermiamo per una pausa, a tra poco. Ritorniamo in studio con lo sport, il calcio, giorno di riposo per il Catania che ha all'orizzonte la partita col Cosenza domenica al Massimino. Società rossazzurra attiva sul mercato, si cercano un difensore e un centrocampista. Triolo. L'allenamento ieri a Bari prima del rientro in città nel pomeriggio, oggi giornata di riposo per il Catania che così evita anche i disagi legati al ciclone Harry. Domenica al Massimino arriva il Cosenza che dopo una buona striscia di risultati alla fine del girone d'andata ha iniziato male il ritorno e nell'ultimo turno ha perso in casa il derby contro il Crotone. Catania concentrato sul campo ma attivo anche sul mercato. Ufficializzati gli ingaggi di Bruzzaniti e Ponzi, Mirko Miceli si unirà al gruppo domani alla ripresa degli allenamenti. Ma il Catania, come confermato dallo stesso Toscano, cerca un altro difensore centrale e un centrocampista. Per sopperire alla lacuna causata dall'infortunio di Di Gennaro, la società rossazzurra ha sondato il 34enne Michele Rigione dell'Avellino, che vorrebbe un contratto pluriennale, e il 26enne Riccardo Carnielutti del Crotone, per il quale i calabresi chiedono troppo. A centrocampo resta in piedi la pista Vallocchia della Ternana, ma la dirigenza ha lavorato un colpo a sorpresa, rimasto fuori dalle indiscrezioni. Intanto, per motivi di ordine pubblico, a prescindere dal futuro del club Granata, Catania Trapani, in programma il 6 febbraio, potrebbe slittare per evitare l'eccessiva vicinanza con le celebrazioni in onore di Sant'Agata. Ancora una pausa, a tra poco.
Ritorniamo in studio. Prima di chiudere, ancora una notizia che arriva da Palermo. È stata denunciata una donna cinese di 50 anni con l'accusa di aver gestito almeno 5 centri massaggi, alcuni di questi abusivi, dove i clienti avrebbero ottenuto anche prestazioni sessuali a pagamento. Alla donna sono stati sequestrati 70.000 euro in contanti. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi. Da parte mia e dei tecnici dello studio è tutto. Un buon proseguimento di serata. Arrivederci.